Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive del vostro Marietto Veneziano. Oggi è sabato, quindi vediamo un po' di aiutare le persone che vogliono avere delle risposte in modo gratuito. Vi ricordo che il Tegare Marietto Veneziano sono anche sempre disponibili col numero che scorre qui sotto a dei consulti privati professionali, 20 euro 45 minuti. Bene, vi ricordo anche che quelle amicizie che ci scriveranno su Face, l'importante è che siano attivati tramite StreamYard, cioè praticamente devono dare il loro consenso per fare in modo che si possano vedere quando fanno le domande. Quindi gli amici di Face devono praticamente dare l'autorizzazione a StreamYard, che è il link sopra. Intanto vedo che ci sono già delle amicizie che salutano, e una ad esempio è Pierluca, sempre come si dice, gentile, e poi abbiamo la nostra Elisabetta. Bene, iniziamo a parlare un po' di quello che possiamo offrire sia gratuitamente che a pagamento, così che mentre aspettiamo i nostri amici che si collegano. Allora, la prima cosa che ormai sapete è che il Marietto dal 2015 è in pista sul web, ha messo un sito, ha attivato un sito. Questo sito ha 20 ebook gratuiti, ne hanno già scaricati 150.000. Di questi ebook hanno dei contenuti di radionica, radiestesia, con tanto di istruzioni. Dal 2016 si è unito anche la nostra Hildegarda e stiamo promuovendo sempre questi ebook gratuiti. E ne hanno già scaricati qualcosa come 175.000. 175. Praticamente, a parte il Polo Nord, qualsiasi continente di questo pianeta è riuscito a scaricare qualcosa. Qualcuno di qualche continente, a parte il Polo Nord, è riuscito a prendere questi ebook gratuiti. In più nella sezione abbiamo anche una pregiata sezione shop, dove si possono acquistare ad esempio questo ciondolo magico da prezzo di 150 euro più 10 euro di spedizione, e anche programmabile con 20 euro a programma. È un ciondolo molto potente, molto performante, e regolarmente ci sono persone che dopo averlo acquistato mi confermano che ha delle proprietà importanti. Nell'eventualità altre persone sono orientate su altri prodotti, abbiamo anche 52 sigilli salomonici. Vi ricordo che per attivare un sigillo salomonico ci vogliono come minimo 3 ore di lavoro, consacrazione e quant'altro, costa 150 euro più 10 euro di spedizione. E nell'eventualità abbiamo anche riti operativi, propiziatori per gente che ha ditte, per gente che ha cerca lavoro, per il benessere, l'abbondanza e quant'altro. In più, al martedì sera, per quelle persone che hanno avuto o si sono fatti o faranno il vaccino, il Legame Marietto Veneziano, per quelle persone che si sono affidate a noi, fanno delle pulizie proprio mirate per questi vaccini a livello eterico, a livello vibrazionale eterico, col pendolino. In più invece al venerdì sera quelle altre persone che vogliono una pulizia completa, più generalista, il Legame Marietto Veneziano ogni venerdì sera si attivano per fare queste pulizie. Vi ricordo a tutti gli amici che di Face è iscriversi a StreamYard. Bene, vedo già che c'è qualche domandina e partiamo subito con una domanda di una nostra amicizia. Penso di aver detto tutto. Sì, ecco, alle 11:20, alle 21:15 lunedì, venerdì di Ghana, poi c'è mercoledì alle 21:15 con Marietto Veneziano. In più ogni mattina più o meno alle 11:20 il vostro Marietto Veneziano è qui con voi. Sempre in forma gratuita. Nell'eventualità invece volete dei consulti, sono 20 euro 45 minuti. Partiamo con la prima domandina. Vi ricordo anche che chi ha già avuto delle risposte dentro un mese non deve più farle, perché chiaramente, visto che siamo su una piattaforma, e questa piattaforma viene vista sia da Face che dalla YouTube, chiaramente adesso siamo in grado di scegliere delle domande di persone che non hanno mai avuto delle risposte. E le altre persone che hanno già avuto gratuitamente le risposte sono pregate di aspettare cortesemente. Bene, iniziamo con Barbara.
Barbara è dell'82, allora, mhmm, questo Lorenzo è dell'84, però la domanda è: che cosa vuole veramente? Però non si capisce se siete assieme, se non siete assieme, se questo Lorenzo, come si dice, è sposato, non è sposato. Insomma, Barbara, dovresti ecco, le domande devono essere anche arricchite, perché semplice fatto che qui non è che si tira a indovinare, dovete in un certo senso aiutare le sibille a fare in modo perché su questa cosa qui, su questa domanda qui non si capisce se lui è sposato, se è una che cosa vuole, che cosa vuole. Magari è sposato, salta fuori la figura della donna con dei figli e non si riesce a capire se è la vicina di casa che gli offri un caffè oppure sei tu che hai dei figli. Quindi Barbara dovresti, in un certo senso dare delle indicazioni maggiori, Quindi, aspettiamo se la Barbara è in linea e sente questa domanda, se no passiamo a Farfallina, nostra Farfallina, e così la Barbara può pensare se è sposato, mica sposato, se non si conoscono, se non sono hanno avuto amicizie. Barbara mi raccomando, con Lorenzo, Barbara dell'82, descrivi meglio questa situazione, se no tanto vale, Invece la nostra Farfallina, che si chiama Claudia, dell'84, troverà un buon lavoro per adesso o qualche lavoretto saltuario. Bene, vediamo un po' se la nostra Barbara. Eh sì, Barbara, sembra che in futuro avrai un buon lavoro. Sembra che si stia muovendo qualcosa nella direzione del buon lavoro. Vediamo un po'. Scusate, per la nostra Claudia. La Claudia dell'84. Per la nostra Claudia dell'84 si troverà un buon lavoro. Allora, cambiamento, viaggio e ritorno. Sembra quasi, che da questo taglio si veda che c'è un ritorno a un cambiamento, cioè c'è un ritorno a qualcosa che tu avevi già fatto e c'è un cambiamento. Molto probabilmente ritornerai a fare qualcosa, il taglio dà questa indicazione che avevi già fatto, molto probabilmente visto che cerchi un buon lavoro, sembra che in un passato molto probabilmente c'era qualcosa di positivo. E adesso facciamo per la nostra e poi saluto anche la nostra Valeria, la nostra amicizia che sempre ci segue. Bene, allora vediamo un po' per la nostra Claudia. La nostra Claudia chiede per un lavoro. Beh, parliamo un po' in dettaglio. Nel passato, Claudia, tu sei una donna forte. Quando esce la carta della costanza, vedo che la nostra Claudia dell'84 è una donna che ha vinto tante battaglie e si è sempre stata colpita, ma si è sempre rialzata. Infatti c'è questa figura, questa Sibilla importante che ha avuto dei rimpianti, ma è sempre stata una donna che sul lavoro si è sempre spesa, è sempre stata una persona validissima. Poi vediamolo un po'. Qua vedo che però c'è stato un blocco sul lavoro. Tu amavi il lavoro che facevi, eri una persona apprezzata, raccoglievi anche dei frutti, poi c'è stato un blocco. Adesso questo è il passato. Questa è la linea del presente. Nel presente vedo che c'è tutto e cioè, per cercare lavoro ti dicono tutto il contrario di tutto. Poi vedo che c'è molto probabilmente qualcuno che ti vuole aiutare, un giovane, e vedo che tu ami un lavoro che avevi già fatto. Molto probabilmente ti trovavi bene. Però vedo che in questo momento ci sono delle lacrime importanti perché non stai facendo quello di cui sei innamorato come lavoro. Nel futuro io vedo che hai sempre paura di non trovare questo lavoro, vedo che si allontana quel lavoro che facevi o ti sarebbe piaciuto fare, però tu sei una persona di buona volontà, una persona che si dà come si suol dire, quando lavori e sei anche alcune volte, una donna fortunata. Nel futuro vedo che magari qualcuno ti vuole rubare una possibilità lavorativa, vedi, c'è molto probabilmente un contratto, però vedo che qualcuno
questo lavoro che sembra che ti si avvicini, Claudia, sembra che ti si avvicini, viene, sembra quasi che ci sia un contratto, però c'è qualcuno che te lo vuole rubare. Quindi vediamo un po', vedi, vedo ammalato, vedo una donna che ti vuole attaccare, delle situazioni estremamente negative, poi riceverai un messaggio e sembra che qualcosa si possa muovere. Quindi, riassumendo, come potremmo vederla? Adesso tu sei ancora pensi al lavoro che hai fatto nel passato, ti trovavi bene e piangi per questa cosa qui, perché si vede che magari ti manca e lo vedi sempre che va via questo lavoro, però sembra che sei una donna fortunata e ti attivi verso il lavoro, però qualcuno questo lavoro che molto probabilmente è qualcosa che tu hai già fatto e vorresti rifare, sembra che qualcuno te lo voglia rubare. Il contratto sembra vicino, sembra che ritorni un lavoro simile che hai fatto, però vedi abbattimento morale, una donna soprattutto che sembra che ti abbia attaccato sul lavoro o ti attaccherà in futuro, però vedi riceverai un messaggio di omaggi preziosi positivo. Quindi che potremmo dire che la situazione sembra che si dovrebbe risolvere entro un anno. Claudia, devi portare pazienza perché la situazione non è facile. Non è facile, l'Italia sta attraversando un periodo difficilissimo per questo Covid, mica Covid, contro Covid, quindi resisti perché vedo che alla fine una soluzione positiva sembra che vada nella direzione tua. Adesso vediamo la prossima e vediamo la nostra Valeria. La Valeria che ci dice: buongiorno Valeria del 66, situazione anomala al lavoro, responsabilità mia o dispetto? E la nostra farfallina ringrazia. Quindi farfallina, tu resisti, mi raccomando, e non arrenderti. Vediamo un po' la nostra Valeria. A Valeria c'è qualcosa, situazione anomala sul lavoro, se tua responsabilità o un dispetto. Vediamo un po'. Allora, se la responsabilità è tua, sì, se no è un dispetto. C'è una grande tensione sul lavoro, però sembrava quasi che non ne fosse responsabilità tua, Valeria. Quindi adesso vediamo un po' le sibille cosa ci dicono. Vediamo un po' sul lavoro, come sta andando. Allora, anche qui, guarda, un ritorno a tempi migliori. Sembra quasi che la situazione debba ritornare a tempi in cui sul lavoro ci sono stati dei momenti preziosi, dei momenti interessanti, dei momenti pieni di gioia anche, che si finiva e si andava via felici. Però ogni posto lavorativo la situazione non è facile. Vediamo un po'. Io attualmente Valeria la vedo un po' duretta. Oh là là. Adesso vediamo un po' la nostra amicizia come va. Allora, nel passato, oh là là, mettiamole bene in chiaro. Nel passato vedo che la situazione era difficile, vedi c'è il militare, strategie, robe segrete, però vedo anche che tu sei una donna fiduciosa, che sei sempre positiva e vedo che c'era anche un buon contratto, tutto sommato, anche perché è intervenuto forse una persona importante che poteva darti una mano. Quindi è vero che il posto di lavoro non era sicuramente un paradiso in terra, perché vedi c'è il militare, quindi grandi guerre, però tu eri sempre speranzoso e sembra che quasi una persona importante ti abbia dato una mano. E chiaramente tu sei una madre di famiglia, si vedono dei ragazzini e quindi c'è stabilità in quel lavoro lì e il contratto c'è. E questo è il passato. Il presente, vedo che tu ami questo lavoro fondamentalmente, però vedi, ti vedo molto malinconica, c'è la carta malinconia, hai paura di perderlo e ho paura che si allontani e vedo che piangi,
c'è un periodo molto difficile sul lavoro, non è facile, ci sono delle situazioni che, ti fanno pensare: "Un cavoli, una volta si stava molto meglio". Poi vediamo un po' il futuro, mh? Il futuro sembra che tu sia una donna molto fortunata nel futuro e vedo che ti dai da fare molto, anzi moltissimo sul lavoro. Però attenzione, perché c'è qualcuno che ti vuol rubare questa fortuna. Adesso è un periodo più brutto, Valeria, non ti devi preoccupare perché fra un po' le cose gireranno a favore perché c'è fortuna, donna in servizio che è sempre la persona attiva sul lavoro e amplificato dalla superbia, cioè praticamente sul lavoro avrai, come si suol dire, i tuoi meriti e raccoglierai i tuoi frutti. Però vedo che di nascosto qualcuno vuole, rubarti, questo patto che c'è, questa possibilità di, far vedere che in un certo senso, tu lavori bene, anche perché sei una donna fortunata. Il finale com'è? Qualcuno ti ha attaccato, vedi? Però riceverai delle bellissime notizie che le cose cambieranno. Però la tua domanda, se era colpa tua, qui si vede proprio, qui no, no, la nemica è sempre una donna che colpisce e anche qui nel futuro, vedo che ci sarà uno o una che di nascosto cercherà di, abbattere la tua, come si dice, stabilità lavorativa. Però vedo che il più brutto stai passando adesso perché hai dei bei ricordi o alcuni momenti del lavoro e hai paura di, in un certo senso di, tra virgolette, "perderlo", perché hai paura ma non preoccuparti perché vedo che la fortuna, ti sarà sempre vicino e aiuterà perché sei una donna operosa. Attenzione, nel futuro ancora ci saranno gente che vorrà in modo di nascosto toglierti il contratto, molto probabilmente l'abbattimen tu sarai abbattuta perché ti farà un po' schifo questa cosa qua e infatti vedo una nemica che ha colpito, però riceverai dei messaggi importanti, vedi l'omaggio prezioso è l'amante, cioè praticamente anche se ti hanno attaccato riceverai delle informazioni che ti tireranno sicuramente, su di morale, Quindi colpa tua, beh, diciamo che adesso sei abbattuta, perché qui nella linea presente c'è una situazione difficilissima, no, per le cose che ti hanno fatto. Colpa tua no, perché vedi qui c'è il ladro, qui c'è qualcuno che di nascosto sta lavorando per farti ammalare ed è una donna perché si vede, però non prendertela perché riceverai dei messaggi di una persona che cercherà di aiutarti in questa situazione. Quindi alla fine ce la farai, certo. Vedo già che non è facile, però non è stata colpa tua, è proprio un'anomalia della situazione dovuta soprattutto a una donna e forse anche un uomo, ma soprattutto alla fine è la donna che guidava. Bene, andiamo avanti. Vediamo un po'. Ecco, per il Facebook user qua, come ha fatto le altre amicizie, mi raccomando, dovete iscrivervi a StreamYard, dopo, vi facciamo passare la domanda, Andiamo avanti. Allora se questa amicizia si fosse scritta, no, a StreamYard avrei potuto rispondere. Vediamo un po' le altre domandine, cosa gira. La Barbara non ha scritto ancora niente, quindi vuol dire che, non c'è, Vediamo un po' se c'è. Ecco, sì Valeria, non preoccuparti, alla fine riceverai molto probabilmente una comunicazione ufficiale che non so se si scuseranno o salterà fuori. Va bene, vediamo un po'. Elisabetta, sì, però dobbiamo dare spazio a anche persone che non hanno mai fatto la domandina, capisci? Cioè dobbiamo dare magari, a tutti la possibilità di avere una risposta, Comunque andiamo avanti, Vediamo FC dell'87, La nostra Federica vorrei sapere cosa succederà in amore, Allora, FC chiede nostra Federica chiede cosa succederà in amore. Vi ricordo
È arrivato anche lo scudo Energo che da tanto tempo che, non ci segue. Ciao scudo, ciao Bruno, eh. Bene, vediamo un po' la nostra FC, che allora, ma Elisabetta ti abbiamo risposto come se ti abbiamo risposto. Allora, FC, 87, vorrei sapere cosa succederà in amore in questo mese. Allora, sì bene, no male. La nostra Federica dell'87. Mhmm, mah, sembra che la cosa sia un po' bloccata, che non ci sia grandi salti di gioia. Vediamo un po', eh. Vediamo un po'. Vediamo. Allora, sembra quasi che qualcuno stia pensando a te di rubarti qualcosa. Fede Federica, questo mese c'è qualcuno che sta pensando a te cercando di rubarti qualcosa, qualcosina di importante. Vedi, queste carte qui fanno capire che, la situazione non è facile. Vedi? Il ladro, il pensiero, sembra che qualcuno o sta pensando di rubarti qualcosa o tu stai pensando di fare qualcosa di clandestino. C'è qualcosa che bolle in pentola questo mese qua. Ma vediamo in più in dettaglio le cose. Spera là. Allora, questo mese per la nostra Federica, che scrive eh, cosa succederà in amore dell'87, vediamo che nel passato, ti vedo ancora innamorato di qualcuno del passato, qualcuno che hai avuto nel passato e speri ancora di ricevere, vedo che ai tempi speravi di ricevere dei messaggi, qualcosa di nuovo, no? Qualcosa di importante, no? Però vedo che l'hai visto andar via, cioè praticamente sembra che nel passato tu anelassi a qualcuno, no, una tua vecchia gloria e hai avuto dei momenti di scambi di epistolari, chat, SMS, social e tutto, però telefonate, però vedo che poi l'hai andato via. Hai cercato di ricucire, ma nel passato la cosa non ha funzionato. Nel presente vedo che sì, sei una donna fortunata, stai aspettando molto probabilmente qualcosa, un amore importante, vedo che sei una donna anche forte, stai crescendo, ogni giorno sempre di più, sei sempre più posizionata ad essere sempre più sicura, però stai ancora aspettando veramente qualcosa di importante. Nel futuro vedo che molto probabilmente poteva nascere sicuramente potrà nascere sicuramente qualcosa, ma ti vedo piangere molto e forse per un piglio d'orgoglio, forse c'è qualcosa a livello di orgoglio che, ti frena un po'. E poi vedo, una situazione, in cui molto probabilmente, non so, forse conosci qualcuno che, fa delle promesse, però vedi che c'è la stanza che sarebbe una cosa importante, ma vedo che ci sono 2 carte estremamente, pesanti, la disgrazia e l'ammalato. Quindi sembra che adesso tu è come se stesse germogliando o stesse, per nascere qualcosa, vedi qua, il bambino che fa nascere qualcosa di importante per un colpo di fortuna, tu che aspetti, poi vedo, che la situazione sembra che decolli, poi piangi molto, vedo che potrebbero essere con questa persona degli affetti importanti, però dopo tutto decade. Ma perché decade? Decade perché vediamo una donna che ti attacca, riceverai dei messaggi, delle informazioni e comunicherai con dei tuoi amici per chiedere informazioni, no, quindi cosa succederà questo mese?
Federica, praticamente molto probabilmente in questi periodi conoscerai qualcuno, forse anche del passato, non è detto, perché tu sei innamorata ancora di qualcuno del tuo passato, in cui molto probabilmente avrai un'evoluzione, incontrerai molto probabilmente qualcuno che però purtroppo con sé si porta già una pena, cioè praticamente questa persona o è sposato o ha qualcuno vicino che lo difende e tu riceverai dei messaggi dai tuoi amici positivi, però purtroppo nel prossimo mese non vedo degli sviluppi positivi, perché vedo che questa persona che magari ti ha promesso mari e monti, alla fine ti farà piangere in modo importante. Quindi non vedo che ci sarà qualcosa di positivo, cioè che valga veramente la pena di investire tempo, denaro e tutto quello che si deve investire in una coppia. Chiaramente il sentimento, che è la cosa basilare, però tutto il resto sembra quasi che sia una salita tipo il K2. Quindi stai attenta che questa persona che molto probabilmente conoscerai, perché qui si vede che stai aspettando qualcuno, ha dietro le spalle una donna che lo difende. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Federica che dice qualcosa. Grazie mille, mi hai detto, visto tutto giusto il mio passato, grazie ancora per avermi letto. Sì, esatto. Quindi, Federica, stai attenta a quello che arriva nuovo, che purtroppo ti farà delle promesse da marinaio, perché lui ha già dei problemi di base importantissimi. E quindi alla fine tu cercherai comunicazione, di parlare con delle amicizie, delle persone per risolvere questo problema, ma mi sembra più un peso che una risorsa questa persona qua. Alla fine, vedi, ti vedo piangere, vedi la disgrazia, l'ammanato, la superbia. Lui vuole solamente il lato fisico, questa persona che incontrerai è più lanciata sul lato fisico o sentimentale, capisci? Quindi, bene, andiamo avanti e vediamo un'altra amicizia, l'ultima, perché vi ricordo bene che vi siete iscritti a StreamYard, vi ricordo comunque che se volete un consulto, vi ricordo che noi rispondiamo a delle persone, però che chiaramente devono essere sempre nuove per farci conoscere e quant'altro. Le persone che hanno già avuto nell'arco di 1 o 2 mesi una risposta, è meglio che lasciano spazio anche alle persone nuove, così che ci facciamo conoscere a più persone. Bene. Antonella del 64 e Luigi del 59. C'è stata una discussione, è finita. Allora, è finita secondo le sibilline. Allora, c'è stata una discussione, no, fra questo Luigi. Anna, però, Antonella, dovresti dire, siete insieme da molto o siete una coppia, cioè, ufficiale? Dovresti anche mettere dentro qualche, come si dice, qualche dettaglio, perché così non si capisce se è una coppia un po' nascosta oppure è proprio una cosa ufficiale, cioè nel senso voi siete insieme, non avete magari figli, no? Magari anche dare più dettagli, Ti lascio un po' di tempo per... Ah, ecco. Vediamo un po'. Attualmente sono solo amici. Quindi nessuno dei due ha figli e quant'altro. Allora, lui però ha figli, ha una compagna, dovete essere chiari perché sennò le sibille magari vede una donna maritata e non si capisce se è la vicina di sotto che viene a portare il caffè o la fidanzata o la moglie ufficiale e via dicendo. Quindi vediamo un po'. Ok, ecco, così la cosa viene chiara. Bene. Ok, perfetto. Così è più chiara la cosa, no? Allora vediamo se c'è un ritorno. Luigi del 59 e la nostra Antonella del 64. Vediamo se non è mai successo niente, vediamo però se è finita veramente. Ma
Nessine no, è ancora Antonella, sembra che una situazione difficile, non è facile Antonella, è una situazione difficile, e lui sembra quasi che, a dipendenza di come uno agisce, potrebbe risolvere la situazione. Vediamo un po'. Ci sono dei blocchi, ecco. Allora, Antonella, attenta, perché quando escono queste due carte, uomo avvisato, mezzo salvato, blocco totale, e il soggetto è un soggetto che ha delle grandissime qualità, è un tipo che cade sempre in piedi, su questo nessuno lo mette in dubbio, ma è un po' limitato al braccino corto coi sentimenti. È un tipo molto in mente che sa di piacere, sa di avere delle qualità e gli piace più prendere che dare a livello sentimentale. E in più c'è questo blocco, quindi la litigata con tipi così non è facile. Non dico che è un narcisista perché non lo conosco, ancora non l'ho valutato bene, no? Però diciamo che insomma è un tipo che gli piace essere pavoneggiare. E vediamo un po'. La domanda è se è finito questo film, se questo filmone è finito. Beh, nel passato io vedo che c'è la sua ex, molto probabilmente, o è più giovane la sua ex. Tu vedo che ti piace, è vero quello che dici te, ti sei attivata molto verso di lui, però c'è una donna forse giovane che di nascosto, vedi, lo anela, vedi questa cosa. E la litigata forse è nata anche perché, vedi, c'è qualcosa di nascosto con una donna giovane, una donna più giovane di lui, e quindi non vorrei che fosse entrata in scena qualcuno. Per quello chiedo anche se ha dei figli, per semplice fatto magari potrebbe essere anche una figlia che lo condiziona. Però vedo che qui di nascosto, sebbene tu hai lavorato molto per avvicinarti a lui, c'è qualcosa di nascosto. Forse è anche una sua ex, perché quando esce la figura del sacerdote è sempre una persona del passato che ritorna e lui ha flirtato, vedi? Ha flirtato. Quindi anche quando l'hai conosciuto in questo periodo non era solo. Io vedo che a te ti piace, ma forse non si capisce bene se tu sei innamorato di uno del tuo passato o di lui, però si vede che è molto, tu sei molto motivata nei suoi confronti. Vedo anche che però ci sono delle cose che non sono chiarissime, anche perché o lui in questo periodo era estremamente, come si dice, affabile, era come si dice. Ricordati che però lui ha avuto un flirt, mentre parlava con te sicuramente ha avuto anche altri flirt con altre persone. Quindi tu nella linea presente si vede che sei ancora attratto da lui, però ci sono delle cose che non ti ha detto. E lui è molto, tra virgolette, accondiscente, diciamo così. Potrebbe sembrare anche un colpo di fortuna, però vedi, qui la linea del futuro, vedi, tu hai ricevuto i messaggi e lo vedi andar via. Lo vedi andar via, però attenzione, non è finita, perché vedo ancora che potrebbe rinascere una occasione con lui, Antonella. Si vede proprio un'occasione importante. Però, vedi, questo signore qua, io non so se è un libero professionista, un'attività, però vedo che la situazione, lui ti sta guardando, forse anche da lontano, e vedo che la situazione sta valutando, perché vedi, fra un po' dovrebbe, tu prima di tutto lo vedrai andare via, ma poi sembra che rinasca qualcosa ancora fra di voi due, di importante nel futuro prossimo. Però vedo che lui ti guarda, ti studia, ti analizza da lontano, molto probabilmente ti pesa. E il finale com'è? Il finale è chiaroscuro, Antonella, perché sembra che la situazione allora, Antonella fa un'aggiunta ed è importante.
Allora, beh Antonella, adesso qui abbiamo solamente chiesto, no, se, lui, in un certo senso tornerà. Dalle carte che si vedono sembra che lui, mhmm, tornerà sì perché tu sei vittoriosa, però non si capisce bene una cosa, se ha una doppia personalità, no, perché qui si comporterà da gran signore e poi da artista o ti metterà alle prove. Secondo me tornerà, però ci saranno, degli alti e bassi, no, adesso tu l'hai visto andar via, vedi, no, si è allontanato, tu lo vedi partire, poi tornerà, però lui ti peserà. E sembra quasi, perché la domanda è solo su una persona, ma sembra quasi che lui sia più persone in un colpo solo. Perché non si capisce bene se in questo momento tu stai amando anche un altro, no? Perché ci sono più attori intorno a te. E quindi non è tanto facile quando escono più attori che ti guardano tutti. O è lui cambia personalità oppure ci sono più persone, perché nel futuro io vedo che lui ti vorrà bene, ma nello stesso tempo ritorna anche l'artista. O ci sono due persone vicino a te che ti anelano, no? Uno è un narcisista e uno invece è una persona più grande che ti vuole bene, oppure lui ha una doppia personalità. Qui adesso io non ho il tempo per spiegare queste cose qua, però a me sembra che lui torni, però stai attento per il semplice fatto che è un tipo che pesa molto le persone, ti sta valutando da lontano in ogni modo, non non dico che la litigata è stata colpa tua, colpa sua, ma è un tipo che devi stare molto attenta a quello che dice e fa. Bene. L'Antone sì, effettivamente, o è uno che si divide in 2 o 3 persone, o sono 2 o 3 persone, perché è una persona che sembra che abbia, non dico una doppia personalità, ma alcune volte è un santo e alcune volte è un diavoletto. Bene cari amici, io vi saluto e alla prossima. Ciao.